Dopo un luglio anomalo con temperature ben al di sotto della media stagionale e le prime giornate di agosto caratterizzate da un clima mite, si ripresenta il caldo africano che investirà anche il Friuli Venezia Giulia. Un ruggito dell'estate che torna alla ribalta facendo schizzare in alto la colonnina di Mercurio. Via gli ombrelli e le maniche lunghe, spazio all'affa che anche a Trieste si farà sentire. Nei prossimi giorni, infatti, un robusto anticiclone subtropicale stazionerà sull'Europa centro-meridionale, determinando un lungo periodo di stabilità con temperature in aumento, specie domenica, quando le massime potranno raggiungere valori eccezionali. Domani, infatti, sia sulla pianura che sulla costa sono previsti i valori fino a 38 gradi con un cielo soleggiato su tutta la regione. Sul Carso e a Trieste soffierà Borino, ma come si diceva le temperature massime saranno alte dappertutto. Anche le minime in risalita fino a 26 gradi. Situazione pressoché analoga per la giornata di lunedì. Cielo sereno dappertutto, solo sulla zona montana ci potrà essere nuvolosità nel pomeriggio. Su pianura e costa, spazio alla bora moderata, ma farà comunque molto caldo, sulla costa in particolare anche durante le ore notturne e le temperature minime potranno arrivare fino a 28 gradi, 34 le massime. Nulla o poco cambia per la giornata di martedì 12 agosto. L'ondata di caldo africano ci accompagnerà per tutta la prossima settimana e non sono esclusi picchi di temperatura ancora più elevati. Ma quando arretrerà il caldo afoso che colpisce tutto il paese? All'inizio della settimana successiva un cedimento ci potrebbe essere nel nord-est dell'Italia, ma è ancora presto per conferme precise.